Allora, apprezziamo assolutamente il fatto che la Giunta voglia rivalutare la pianificazione regionale sui rifiuti, anche perché, tra l'altro, è esattamente quello che avevamo chiesto 20 giorni fa con il nostro ordine del giorno, che è stato prima non accolto e poi bocciato. E questo atto della Giunta va finalmente nella direzione degli impegni presi con gli elettori, pur mancando del coraggio che avrebbe avuto una sospensione anche delle richieste di autorizzazioni già in essere. Poi, visto che vengono sempre tirati in ballo gli investimenti di imprenditori che, sinceramente a mio avviso, non hanno alcuna visione sostenibile del futuro, perché scusatemi tanto, ma investire milioni di euro in un impianto che sta economicamente in piedi solo grazie agli incentivi che assimilano i rifiuti alle fonti rinnovabili non è fare gli imprenditori. Ecco, io non sarei entrata nel merito della questione, ma visto che ci viene chiesto di non essere ideologici e di basarci sulle evidenze, dirò due cose. Allora, la maggioranza dei medici e degli scienziati con sempre maggior forza denunciano la follia dell'incenerimento, e parlo di medici che non hanno fondazioni finanziate dai cementieri. Incenerimento di ciò che deve essere chiamato per nome e cognome, non con le sigle CDRQ, CSS, ovvero parliamo di combustione di frazione secca ottenuta dalla separazione dei rifiuti urbani, scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti da raccolta differenziata, plastiche poliaccoppiati, gomme sintetiche, resine e fibre artificiali, pneumatici fuori uso. Oltre a ciò bisogna ricordare anche i prodotti chimici usati sulle plastiche. Alcuni ricercatori hanno analizzato il potenziale pericolo. Su 55 tipologie di plastiche, ben 31 evidenziano sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibili per la pelle e le vie respiratorie. Stiamo parlando di coloranti, lubrificanti, agenti ritardanti antifiamma, antiossidanti, antifungo, antistatici, plastificanti, rinforzanti con fibre di vetro e carbonio, espandenti. Per quanto riguarda poi il settore delle gomme sintetiche, l'industria della gomma è classificata come produzione sicuramente cancerogena per l'uomo dall'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro e dall'Organizzazione mondiale della sanità, sulla base di studi epidemiologici che hanno dimostrato tra gli addetti consistenti eccessi di incidenza per diverse tipologie tumorali connesse all'esposizione a polveri del settore gomma. Ma soprattutto non sempre è possibile correlare gli eccessi di tumori a specifici agenti chimici, visto l'elevato numero di sostanze chimiche presenti. Si parla di oltre 100 composti chimici. L'estrema pericolosità della combustione delle sostanze chimiche presenti nei rifiuti urbani speciali è stata denunciata già nel 2009 dal presidente dell'Associazione per la ricerca terapeutica anticancro, che dice che l'utilizzazione di filtri e la messa a norma per le diossine non costituisce in realtà alcuna protezione efficace contro le migliaia di sostanze che emettono gli inceneritori. L'incenerimento è dunque diventato oggi una totale assurdità sul piano sanitario, ambientale, socio-economico e infine un vero scandalo. Pericolosità che è diventata certezza quando il 17 ottobre di quest'anno lo IARC, la massima autorità mondiale in fatto di studio degli agenti cancerogeni, ha presentato i dati relativi all'outdoor air pollution, ossia ha classificato l'inquinamento atmosferico esterno come cancerogeno per l'uomo. In ultimo, una questione che non viene mai presa in considerazione, ossia che riguarda la sostituzione del combustibile tradizionale petcoke con il CDRQ o CSS. Il valore di sostituzione determinato dal potere calorico è di 1 a 2,
ossia per ogni tonnellata di petcock dobbiamo bruciare 2 tonnellate di CDRQ o CSS per avere la stessa resa. Quindi è evidente per le leggi di conservazione di massa, che al momento non sono ancora state smentite da nessuno, ci sarà un raddoppio delle emissioni indipendentemente dalla tossicità. Se poi questo raddoppio è legato anche all'estrema tossicità dei materiali utilizzati in sostituzione, ci troviamo di fronte a un vero e proprio scandalo sanitario. Grazie. Grazie a lei. Lauri.